Parlerò sostanzialmente delle tre componenti principali: la parte progettuale, un po' di storia di come è iniziato, le componenti e l'esecuzione. Più voce, ancora più. Urlo. Ok, per quanto riguarda il progetto, questa è un po' la scaletta, parliamo un po' di sintesi, di che cos'è, un po' di storia, le idee che hanno animato il progetto e gli obiettivi e i tempi che ci siamo dati. Entriamo subito nel vivo, così poi semmai se avremo delle domande alla fine abbiamo più tempo per svilupparle. Il progetto, eccolo qua, questo è l'obiettivo, quindi la diffusione della firma digitale nelle aziende sanitarie, per gli operatori insomma, no? Con l'obiettivo poi di veicolare quello che è lo strumento di autenticazione forte piuttosto che la firma stessa. Gli attori, come vedete, sono le aziende sanitarie, quindi voi in primo, perché subite ovviamente da questo punto di vista il progetto, la Regione come promotore, il Dipartimento di Innovazione e Tecnologie, la CA, la Certification Authority e ovviamente il consorzio che ci sta aiutando nel seguirlo. È un progetto che ha un costo all'incirca di 2 milioni di euro, cofinanziato dal Dipartimento, e ovviamente qua l'aspetto importante che essendo soggetto a cofinanziamento è soggetto anche a monitoraggio. Un po' di storia, visto che insomma, siamo invecchiati un po' con questo progetto. Nasce nel 2005 da un'iniziativa del tavolo di sanità elettronica a cui Regione del Veneto aderisce con quella delibera. Nel 2007 poi attraverso diversi passaggi si arriva a creare la prima chiave diciamo, a titolo Regione Veneto, la Key Ceremony, e qua se vi ricordate quel famoso incontro che avevamo fatto, ha consegnato le prime 42 mi pare carte ai vari operatori. Da lì è iniziato un periodo un po' travagliato, nel 2009 la proroga della convenzione che come vedete, come ho indicato a parte, porta il progetto fino al 2013, cioè la convenzione che permette a Regione e alle aziende di andare ad acquisire diciamo, i materiali, le carte nella fattispecie ad Actalis, si estende fino al 2013, però il progetto dal punto di vista operativo si concluderà questo dicembre. Una revisione del progetto è stata rivista in parte, no? E poi ecco, nel 2011 abbiamo avuto da un lato la parte esecutiva, perché da gennaio avevo iniziato sostanzialmente a incontrare le aziende in realtà in maniera spontanea, perché l'esigenza è stata sentita un po' da tutti, specialmente con gli obiettivi, tutti quanti hanno detto ma aiutateci, e il raccordo col Veneto Escape, perché sostanzialmente uno è funzionale a quell'altro. 2013 è previsto, come vi dicevo, la chiusura della convenzione e quindi si chiudono i giochi. Qui c'è un dettaglio, vabbè, non è altro che quello di prima con un dettaglio. Le idee alla base che hanno animato il progetto, no? Sono una visione complessiva, diciamo, del sistema, sia come oggi, ma anche nella futura, specialmente sulla componente, come vedete, organizzativa. Questo è l'aspetto in qualche maniera rilevante. L'attenzione poi va sul ciclo di vita dell'identità digitale. Qua noi siamo arrivati leggermente in anticipo sugli obiettivi, ma calza perfettamente, perché abbiamo capito che era importante gestire il ciclo di vita, perché dalle prime versioni del progetto la maggior criticità era proprio quella di riuscire a fornire gli strumenti di autenticazione all'interno delle aziende, dovendosi avvalere magari di un fornitore che era esterno, lontano, che magari non era così pronto nel fornire le carte di firma o le carte sostitutive di firma, portandole in casa, no? Quindi ciclo di vita. E poi c'è l'aspetto, diciamo, dell'autenticazione forte e l'identificazione degli operatori. Gli obiettivi e i tempi. Allora, gli obiettivi sono come un riassunto di quanto abbiamo detto prima, quindi la diffusione della firma digitale, che in realtà, se volete, a questo punto diventa quasi un aspetto più culturale che non operativo, perché poi l'aspetto squisitamente operativo diventa sull'identificazione dell'operatore sanitario, la firma dei documenti clinico-sanitari, e qui siete più bravi di me nel comprenderne la rilevanza. 2011 conclusione del progetto, 2011-2012 se non sbaglio sono gli obiettivi che Regione aveva imposto alle aziende, e 2013 la scadenza della convenzione tra Veneto e Actalis. Vi descrivo adesso brevemente le componenti, ecco, facciamo questo passaggio descrittivo, magari chi adesso le ha già riviste in casa le ha viste un po' meglio. Ecco qua ho messo in evidenza le due componenti centrali. Nella prima versione del progetto, se vi ricordate,
attraverso un lavoro incredibile, no? Se vi ricordate, i lotti minimi, l'XML, cioè un massacro. C'era solo la carta e eventualmente una sorta di rimodulazione sui fabbisogni che voi mi dicevate. Sì, guarda Claudio, ho bisogno di, su 19.030 carte, io ne ho bisogno 50 per fare la firma, 80 per fare l'autenticazione. Ecco. Là veramente è stato un lavoro micidiale che però a un certo punto abbiamo visto che era sostanzialmente era improponibile in quella forma là, almeno o era troppo in anticipo o era troppo complesso portare queste carte in maniera disorganizzata. L'introduzione invece, capendo quel discorso che dicevo prima della Registration Authority portata all'interno dell'organizzazione che permetteva tutta una serie di flessibilità a voi, ecco che arrivano con quella soluzione che abbiamo individuato la postazione di emissione e la integrazione al dominio di autenticazione. Sono due punti, dopodiché li vediamo un po' più in dettaglio. L'ultima in realtà è ultima, ma è probabilmente l'aspetto più importante, perché ogni azienda ha, per quanto poco, una differenza, o anche tanto, e quindi bisogna sposare questa cosa qua, questo aspetto di emissione e gestione dell'identità digitale all'interno dell'azienda. E qui più volte ho ribadito l'ufficio personale. Sapete che è un tasto insomma importante, perché se la soluzione informatica, questo credo che valga per tutti, è fatta bene, svanisce dal punto di vista, diciamo, della complessità e resta tutto l'aspetto dell'iter amministrativo e burocratico. La carta, eccola qua, ecco quello è il layout, qualcuno l'ha tanto voluto, è arrivato giustamente. Poi facciamo un piccolo commento su tutte quelle che sono le caratteristiche e gli aspetti che si sono via via definiti. La carta è quella là, praticamente c'è un chip di quel tipo là, con quella memoria, contiene su un'interfaccia RFID con quegli standard. Qui bisogna fare un piccolo commento: quando fecero la gara all'epoca, parliamo nel 2005, si vede che ci avevano visto molto lungo, perché hanno messo uno standard, diciamo, perché probabilmente volevano veicolare la firma digitale contactless. Quindi ancora oggi, se andiamo in giro per le aziende, non tutti hanno, o pochi hanno ovviamente, un RFID di quel tipo là, perché il MyFair ovviamente è uno standard, hanno tutti quanti uno standard un po' più adeguato forse semplicemente all'apertura dei varchi eccetera. Banda magnetica con 3 tracce, solitamente valorizzate, probabilmente poi Luca Scotto ce lo confermerà, con la matricola e con il codice fiscale, ma potete metterci quello che volete. La grafica, come vedete, ha un altro aspetto di interfaccia, perché adesso sostanzialmente la forma grafica è questa, ma permette di comunicare attraverso, diciamo, la lettura della carta stessa, la matricola, piuttosto che la foto, piuttosto un codice barre, piuttosto che quella fantomatica, quella specifica barra, su cui però mi aspetto degli input anche da voi, perché sulle funzioni, sono queste, abbastanza ovvie, no? La firma digitale è proprio quello per cui nasce il progetto, l'autenticazione forte e ovviamente il badge aziendale, che è un po' l'aspetto che si porta dietro. Ovvio che il progetto non ha il badge aziendale come primario obiettivo, l'obiettivo è la firma digitale. Poi se fa anche quello risparmiamo qualche carta e siamo tutti contenti. La postazione di emissione, eccola qua, è lo strumento della Registration Authority interna all'azienda, il famoso strumento che ci permette di eliminare tutte le latenze all'interno, diciamo, nella generazione delle carte e nella gestione, per esempio, delle carte jolly, famose carte jolly, e far fronte a quelli che sono i problemi di quote minime o massive che erano intrinseche ovviamente nella CA, che doveva produrre dei volumi di 1000, 2000, 3000 carte, che non poteva fare altrimenti che non chiedermi dei livelli minimi. Ed è sostanzialmente un PC con, diciamo, quel tipo di device collegate, quindi una webcam, una stampante per le buste cieche, una stampante multifunzione che ha multifunzione perché va sia a imprimere la parte grafica ma anche a inizializzare il tag RFID, o anzi va a leggere il tag, l'ID del tag RFID e scrivere il chip. L'altra componente ovviamente, che è complementare a questa, è le appliance per la Strong Authentication. Questo tipo di componente da un lato dialoga con la CA, perché deve ovviamente reperire i certificati dalla CA per poterli poi mettere all'interno del chip, e dall'altra parte l'integrazione con l'Active Directory. E qui ovviamente si apre un po' lo scenario architetturale vostro interno, quindi sta a voi un po' a capire fino a che punto sfruttare le potenzialità di questo tipo di infrastruttura. Le componenti organizzative, questa è la parte secondo me più importante, perché è quella che in questo momento ci sta più impegnando proprio nel formalizzare e nel comprendere quali siano le cose migliori da fare proprio per venire incontro alle vostre esigenze.
all'interno della propria azienda andrà attivata, come dicevo appunto, afferente all'ufficio personale una Registration Authority, che non è altro che un'emanazione diretta della CA, quindi saranno, come dire, dei pubblici ufficiali che devono riconoscere de visu le persone e consegnargli in mano il badge di firma. Qui vabbè, qua due definizioni molto semplici, quello che è, insomma, l'RA interna deve gestire il ciclo di vita e non può essere che in casa, perché altrimenti diventa molto difficile gestire il ciclo di vita, e la Registration Authority, che è l'ufficio in qualche maniera autorizzato a farlo all'interno dell'azienda. A che punto siamo? L'esecuzione, così capiamo un po' come lo stiamo gestendo. Ecco qua, questa premessa è un po' quello che con la battuta vi facevo prima, sostanzialmente. Un ritardo accumulato nell'approvazione del progetto. Il progetto è stato abbastanza travagliato nella parte iniziale, vuoi perché non c'era la cultura, vuoi perché arrivavano queste carte e non si sapeva cosa fare, per tanti motivi. Fatto sta che la cosa è andata un po' avanti. Poi ovviamente il progetto si è sostanzialmente è entrato nella sua fase finale, si è definito in maniera più precisa, sono arrivati gli obiettivi che sicuramente, indubbiamente, ha dato una grande spinta in avanti, e quello che ci troviamo a fare oggi è questo, sostanzialmente. Facciamo una gestione parallela tra quello che è il dispiegamento dell'infrastruttura e la formalizzazione della documentazione, nel senso che molte cose potevano essere pensate all'inizio e previste, ma altre cose no, è impossibile, perché ho visto che certe cose voi stessi, quando avete ricevuto gli apparati a casa, vi siete posti delle domande che magari prima era impensabile porle. Però vedo che il nostro sforzo continuo, sia del fornitore che del consorzio che mio, è quello di recepire le cose, cercare di capire se hanno una minima generalizzazione, per cui ha un senso generalizzare, altrimenti si cerca di venire incontro a quelle che sono le esigenze funzionali dell'azienda. Cioè non è per tutti i costi devo trovare lo standard generale, no, se per te questa cosa funziona facciamo così, se invece riusciamo a tirarne una lezione per tutti, perché non credo che poi tutti quanti abbiano delle cose molto particolari, tutti avranno dei problemi, ma alcune cose probabilmente possono essere messe a fattor comune. La concomitanza di altri progetti in realtà è quasi un drive della questione, perché ovviamente il fatto di dover diventare il progetto che fornisce lo strumento con cui poi si abilita sostanzialmente l'accesso alla firma dei referti piuttosto che a tutti gli altri progetti di sanità elettronica, ovviamente è un forte catalizzatore. Le fasi sono queste sostanzialmente. In primo, ecco, chi l'ha vissuto è questo, c'è un primo contatto, una contestualizzazione, una visita in cui o vado io o è andato il fornitore, ha fatto due chiacchiere, ha capito un pochettino qual era la situazione in azienda e se c'era necessità, volontà, interesse nel progetto. Subito successivamente si passa a un'analisi tecnica e che si traduce immediatamente nella produzione dell'ordine, quel famoso foglio Excel, eccolo qua, giallo e bianco. Si va a compilare quello perché si prende in quelle componenti ovviamente ci sono, adesso magari lo commentiamo un secondo, poi c'è successivamente alla formalizzazione dell'ordine, c'è l'installazione, poi c'è la fase di emissione e qui mi pare che già qualche azienda è partita, quindi già sta beneficiando di questa fase, quindi è già sostanzialmente in produzione. E poi alla fine i collaudi e il supporto che hanno una rilevanza funzionale per conto vostro, quindi siete i primi a avere, come dire, l'esigenza di dire che quello che hanno fatto è corretto, ma dal punto di vista mio è importante anche per avere un ritorno sul monitoraggio per il finanziamento, che non è un dettaglio. Su questo foglio qua, forse l'avrò detto un po' a tutti, ma in alcuni casi l'ho anche poi scritto, quella parte in giallo è, come dire, la parte di fornitura in carico a voi, cioè il progetto un po' si allontana dal progetto originario che prevedeva la fornitura delle carte. All'epoca c'erano carte, lettori e certificati e questi ci sono ancora dentro là. In più rispetto a prima abbiamo penalizzato quello che potevano essere gli adeguamenti del software, no? Cioè andiamo in casa di ciascuno e andiamo a adeguarvi il software. No, non si fa, vi arrangiate da questo punto di vista qua. Quello che si fa è c'è la parte delle appliance, no? Quindi la postazione di emissione e le appliance. Queste sono a carico di regione. Qualcuno si riconosce in quest'ordine forse. Poi invece ci sono le parti invece di consumabili e di supporto manutenzione. Era un'esigenza, come dire, ripartire i costi in queste maniere. Ok. Questo è un po' lo stato dell'arte, magari azienda più, azienda meno, ma siamo qua. L'adesione aziendale siamo sull'80%. Come vedete c'è l'adesione, cioè quelli con cui c'è stato un contatto e stanno per formalizzare o hanno appena formalizzato il, come dire,
l'ordine, chi invece ha già prodotto l'ordine ce l'ha in casa e poi chi sta collaudando. Siamo sull'80%. Devo dire che nonostante non ci sia stata una comunicazione martellante, però probabilmente gli obiettivi dei direttori hanno dato grande rapidità all'adesione a questo progetto. Ovvio che chi è in grado di, come dire, in qualche maniera ottemperare i medesimi obiettivi in maniera, diciamo, diversa lo può fare. Nessuno, cioè, per quello dico è adesione spontanea e mi pare che speriamo di continuare a dare un buon supporto. I prossimi passi, siamo quasi arrivati alla fine, ovviamente concludere l'iter di adesione, per chi ancora non ha avuto l'opportunità, ma credo che già questo incontro in qualche maniera dia qualche elemento in più, adesso o durante la giornata o questa sera nella discussione, poi se necessario ci possiamo rivedere, collaudare il sistema, ovviamente integrare, e questa è la cosa fondamentale, integrare e consolidare la soluzione all'interno del sistema IT aziendale, con ovviamente l'armonizzazione, come dirò qua sotto, con la soluzione tecnologica, con quelle che sono le procedure organizzative. Ribadisco questo, magari sono anche un po' logorroico, però è la cosa più importante probabilmente. Il passo sopra è quello che dicevo prima, cioè la cooperazione. Essendo partita la fornitura in parallelo sostanzialmente alla formalizzazione di dettaglio, tutto ciò che è, come dire, le osservazioni, i documenti trasversali, le procedure, la modulistica, le nomine, le delibere, tutte queste cose qua, già qualcuno di voi lo sta facendo, nel senso che mi manda la mail dicendomi guarda Claudio che questo aspetto qua, il fornitore me l'ha messo, non so cosa fare, ecco, tutte queste cose io cerco di prenderle insieme con Federica a livello di consorzio, cerchiamo di prenderle, farne una regola per quanto rapida e poi condividerla in maniera che diciamo non si navighi a vista se non magari nel primo istante quando ci si pone il problema e poi subito cerchiamo di trovare una soluzione alla questione, anche perché molti aspetti sono ignoti. Quindi cooperazione e condivisione è un po' più che un invito, è proprio una necessità da questo punto di vista. Ok, adesso inizierà Federica. Ovviamente tutta la condivisione e la comunicazione, come vedrete anche nelle slide finali, saranno diciamo veicolate attraverso i siti istituzionali di Regione Veneto che conoscete, quello della sanità, e poi sul sito nell'area riservata del consorzio, e cerchiamo, insomma, siamo in continuo allineamento.